Buongiorno e benvenuti, ben trovati a 7 in punto, prima parte della trasmissione che questa mattina dedichiamo a capire che cos'è l'autismo, come si curano i bambini affetti da questa, non saprei neanche come definirla, e quindi lo chiedo subito al nostro ospite che è Franco Masenello, presidente di Vivi Autismo Onlus. Come si può definire l'autismo? Innanzitutto buongiorno, grazie dell'invito. L'autismo è una sindrome, o anche per molti un modo di vivere, o un cervello organizzato diversamente, rispetto diciamo alle persone normotipo, rispetto a noi. È di origine biologica e va a colpire diciamo, quella parte del cervello che è preposta alle relazioni, al linguaggio, e quindi inibisce sostanzialmente funzioni importanti sul fronte della socializzazione, e quindi questo caratterizza diciamo, le persone affette dalla sindrome autistica. In modo specifico direi che un spartiacque importante è proprio la presenza o l'assenza del linguaggio consapevole. E questo porta all'isolamento da chi ne è affetto? Diciamo che viene da sé, no? Che se non parli, non comunichi, anche se non è il linguaggio l'unico strumento di comunicazione, ringraziando il cielo, però sicuramente ci caratterizza come specie, quindi è una parte davvero importante. Il rischio è quello dell'isolamento, ma talvolta l'autismo è l'ultimo dei problemi, no? Sul fronte isolamento. Autismo colpisce, leggevo, mi pare, un bambino su 150 dei nuovi nati. Il 2 aprile c'è la giornata per la consapevolezza, il che lascia presupporre che sia poca la consapevolezza nei cosiddetti normotipo di quanto questa sindrome è diffusa e soprattutto di che cosa significhi questa sindrome, oltre che per il bambino, che poi diventa l'adulto affetto, ma anche per la famiglia che gli sta intorno. Allora, diciamo che il 2 aprile in tutto il mondo, da Padova a New York, a Rio de Janeiro, diciamo si celebra la giornata per la consapevolezza dell'autismo, ed è stata diciamo, istituita e sancita dalle Nazioni Unite con una risoluzione, la 62/139 del 2007, quindi risale a 7 anni fa questa giornata. E diciamo che quando si sente la necessità di celebrare un qualche cosa di questo tipo, per certi aspetti io la considero sempre una sconfitta, no? Vuol dire, sì, appunto, vuol dire c'è che bisogno di dar voce a delle persone che spesso voce non hanno. E, ecco, noi lo faremo il 2 di aprile illuminando tra l'altro Palazzo della Ragione di blu, che è il colore dell'autismo, e lo faremo con una 3 giorni di cui parleremo dopo. L'autismo colpisce non solo uno ogni 156, ma i numeri più recenti parlano di uno ogni 88 nuovi nati, e questo ne fa una delle sindromi più impattanti sul fronte pediatrico, cioè messa da sola, mette assieme, supera altre forme o altre malattie, chiamiamole così, pediatriche. Lei prima citava una causa biologica, mi chiedo, l'autismo è un aumento oppure un tempo non veniva riconosciuto, non veniva diagnosticato, non veniva trattato? Direi che sicuramente è una combinazione delle due situazioni. C'è sicuramente una maggior capacità in questo momento di eseguire una diagnosi. Di contro, l'aumento delle diagnosi o la maggior capacità, competenza nell'eseguire una diagnosi non giustifica l'aumento esponenziale, perché... E quindi da che cosa sei? Una causa biologica? So che l'origine non è ancora stata appurata, ma si ipotizza da che cosa? Ma allora, ce ne sono di vari tipi, no? Allora, c'è chi, e probabilmente in parte lo è sicuramente, c'è una ragione genetica. Teniamo presente che i maschi ne sono colpiti in ragione 4 volte maggiore delle femmine. Questo diciamo, lascerebbe presupporre che l'origine sia genetica.
abbiamo un paio di sentenze passate in giudicato in Italia per autismi da vaccino, e quindi questa è... Vaccino contro cosa? Sono generici? Sono i vaccini che si fanno Quello... nei primi anni di vita contro il morbillo, sì, la parotite e così via. E abbiamo un paio di cause passate in giudicato. Quindi qualcosa che va a interferire con i centri nervosi che riguardano il linguaggio. Nel caso del vaccino si presume sia un problema di effetto collaterale? Praticamente di sfasamento del sistema immunitario, che a quell'età lì è ancora molto molto fragile. Molti pensano per esempio che se fosse questo le femmine sviluppano un sistema immunitario lo sviluppano molto più precocemente e probabilmente è più resistente a quello dei maschi. Però qui si apre un dibattito che è veramente ipotesi, ampio, no? Ma certo. È una delle ipotesi. Allora, abbiamo due cause passate in giudicato. Dal mio punto di vista, ripeto, è un tema su cui io fossi l'Istituto Superiore della Sanità andrei a investigare un po' di più. Quindi bisogna incrementare la ricerca innanzitutto. Io direi anche magari ascoltare un po' di più i genitori, no? Perché se uno va, al di là dei dati ufficiali riportati, se uno va semplicemente sul web, sulle pagine Facebook, ce n'è una quantità... Anche perché siete proprio una fonte diretta di ricerca, è brutto da dire, diciamo ma che ecco, internet ha dato una grossa mano alla diffusione delle informazioni. Ecco, tra l'altro Vivi Autismo, la Onlus di cui lei è presidente, è fatta proprio di genitori. E nasce come questa associazione, che poi è un'associazione impegnata, un'associazione che ha anche dei progetti molto validi, quello del CSMA, che è una struttura per curare, per seguire chi è affetto da autismo e anche creare una prospettiva sia per il paziente ma anche per la famiglia. Ci racconta com'è nata Vivi Autismo e poi che cosa significa curare un bambino autistico, cosa significa per la famiglia, cosa significa il diventare adulto, perché so che c'è anche la questione del dopo di noi, no? Che è una questione abbastanza sentita. C'è anche il durante, che è molto importante, no? prima di trapassare, diciamo che c'è un durante che andrebbe vissuto in modo dignitoso sia da parte delle famiglie che da parte delle persone che sono affette dalla sindrome. Questa dignità oggi è negata? Questa dignità oggi è decisamente negata. Io considero, in questo, se devo vedere quello che è stato fatto fino adesso, dietro diciamo che le istituzioni si nascondono dietro al fatto che non si sapeva. Allora, i genitori sanno come fare, no? I medici no. I medici no. Il genitore ci racconta come, ci spiega. Io con mia moglie abbiamo fatto un po' tutto. Abbiamo fatto un percorso che è uguale per i primi 3-4 anni, uguale a tutte quante le famiglie, cioè nel senso che un bel mattino ti si accorge un bel mattino ti accorgi che tuo figlio non risponde, lo chiami, non si gira, fai le prove, fai cadere una pentola, non si gira, rimane concentrato su magari un cartone animato in modo particolare e perde o mai attiva, diciamo, il linguaggio, e allora comincia a pensare che è sordo. E quindi inizia tutta una trafila di prove e controprove di tipo audiometrico e poi sordo non è, finché finisci, almeno noi siamo finiti, dalla nostra pediatra, che anche i pediatri sono parte in causa, come posso dire, con degli accenti negativi in questo momento. Mi era parso, cioè sono i primi a non essere consapevoli. Sì, non sanno neanche. Ma come mai, visto che c'è questa incidenza? Finora, ma noi abbiamo provato per anni a organizzare corsi, non siamo mai riusciti perché, a farli, visto che è un problema del linguaggio, è stato un po' sottovalutato, magari dicendo sì, vabbè, hai un problema al linguaggio di interazione comportamentale, però fino alla a 15 anni fa il problema era un problema legato alle mamme frigorifero che non volevano bene i figli, no? Poi ci hanno impiegato 15 anni a svegliarsi. Un giorno si sono svegliati e hanno capito che il problema era biologico, no, ma non tutti la pensano ancora così, quindi abbiamo delle sacche di resistenza. Quindi anche un grande senso di colpa da parte dei genitori che in qualche modo vengono... Bisognerebbe parlare con chi ha i figli che hanno 35-40 anni, hanno subito delle... messi all'indice anche. Dei trattamenti da galera, nel senso che... Sa, una delle cose che dicono, no?
sull'autismo è che questi ragazzi non hanno la capacità empatica, cioè non riescono a mettersi nei panni degli altri. Provi a immaginare tutti quei medici che non sono mai riusciti a mettersi nei panni dei genitori, no? Non sono mai riusciti a entrare in cosa vuol dire rivedere di punto in bianco il progetto di vita, forse la perché pianificazione. non hanno mai ascoltato i genitori, perché basterebbe Questo ascoltare, secondo me, per cercare di capire. È uno dei problemi, no? Sono anche posizioni, sono anche delle erenze da posizione, cioè uno è lì, non c'è nessuno che lo rimuove, no? E comunque alla fine noi ci hanno fatto fare 3-4 anni di psicoterapia dinamica a sto bambino, alla ricerca di un io che non trovava, e a un certo punto, quando abbiamo cominciato a chiedere qualche, ma cosa cacchio fate 3 volte alla settimana, 2 ore dentro sta stanza, la psicologa che ce l'aveva in cura ha detto, ma forse lei è ansiosa, ha bisogno anche lei di... E a quel punto lì abbiamo detto forse è il caso che ci rimbocchiamo le maniche e non... A chi vi siete rivolti? Ma noi abbiamo cominciato a frequentare, adesso io per lavoro poi viaggio molto, quindi ho cercato di vedere all'estero cosa facevano, e poi frequentando convegni, corsi, abbiamo trovato un bravissimo, diciamo, logopedista che a 5 anni... Che professionalità ci vuole per diagnosticare l'autismo? Ma allora, per diagnosticarlo ci vuole una grandissima professionalità, poi diciamo che c'è la diagnosi, c'è la presa in carico, quindi serve un neuropsichiatra, c'è un neuropsichiatra, ma servono educatori, servono logopedisti soprattutto, no? Poi servono persone preparate che lavorino sugli aspetti comportamentali, sull'aspetto cognitivo, cioè cognitivo vuol dire che non è automatico che perché uno ha una disabilità non può imparare a leggere, a scrivere, a parlare. Bisogna magari insegnarli in un altro modo, in un'altra strada. Sì, il cervello è plastico, quindi ciò che non entra dalla finestra, esatto, dalla porta può entrare dalla finestra. Questa noi lo sperimentiamo tutti i giorni su nostro figlio, abbiamo poi una bellissima cosa che è la laurea di Piercarlo, in cui papà sarà presente ai nostri 3 giorni, che quindi dà una speranza a tutti, ma vede, anche quella di Piercarlo, al di là della laurea, no? La cosa importante è il percorso della famiglia, cioè la famiglia non ha delegato a nessuno, ma proprio a nessuno, il progetto di autonomia del proprio figlio, e ha monitorato, si è scelto i terapisti, quando non andavano bene li cambiava, ed è riuscita a portarlo alla laurea, che è un risultato straordinario, devo dire anche grazie alla disponibilità dell'Università di Padova, che si è resa disponibile ad accettare anche non un colloquio verbale, no? Però è un segnale di speranza, di fiducia. Lei dice una cosa, io la sto ascoltando, no? Non ha accettato, ha accettato non un colloquio verbale, ma voglio dire, se io non riesco, lei diceva, ci sono molti modi per esprimersi, se io appunto, e comunque scrivendo si esprimono in maniera assolutamente normale, regolare, un po' più lungo, certo. Però. Ma allora è una diversità che poi alla fine fa parte di una normalità. Lei prima parlava di una disabilità, ma probabilmente è un qualcosa, se noi impariamo a leggere, è un qualcosa che poi alla fine si può recuperare attraverso un'altra strada, facendo altri percorsi formativi, altri percorsi educativi. Certo, più difficile, non tutti noi ci possiamo mettere a correre e fare i 100 metri piani perché abbiamo gambe diverse, quindi forse ognuno deve camminare alla velocità che gli è consona. Questo è corretto. Qui siamo in una situazione in cui invece partiamo 100 metri indietro, no? Rispetto alla linea di partenza di tutti quanti gli altri concorrenti. È una società che non è... Ma il fatto che la linea di partenza sia spostata 100 metri indietro, 100 metri in avanti, non vuol dire che tutti non possano percorrere questo percorso. L'importante è che non sia una gara. Ecco, appunto. Cioè. L'importante è che non sia una gara, perché io distingo sempre tra disabilità e handicap. La disabilità è una caratteristica di una persona, no? E quindi la mancanza di linguaggio, per esempio, di avere facili relazioni sociali, può essere la caratteristica, per esempio, di mio figlio, no? O di tutti quelli che hanno un problema connesso all'autismo. Oppure, se per citare un campione dello sport, Zanardi ha avuto un incidente terribile e ha perso l'uso, la mobilità delle gambe. Questa è la sua disabilità e fa parte di lui, come può essere la mia calvizie o gli occhi azzurri.
L'handicap per Zanardi è il gradino. Per mio figlio è un insegnante di sostegno che non è preparata, è un pediatra che non è preparata, quindi l'handicap che cos'è? È una risposta inadeguata della società verso quella caratteristica di quella persona. Questo per me è un po' un ribaltare le posizioni, certo. no? Quindi io come cittadino ho diritto, come posso dire, come chi guida la macchina trova i semafori per agevolare, ho diritto ad avere le mie agevolazioni all'interno del contesto scolastico, per esempio, piuttosto che professionale. Poi, l'altra cosa importante è capire se la disabilità è un costo o può essere un valore. Vivi Autismo è impegnato su moltissimi fronti. Noi siamo impegnati su troppi fronti. Ecco. Ma come si combatte l'autismo? Come si dribbla l'autismo? Allora, permesso che di autismo non si guarisce, si migliora molto. La prima cosa è una diagnosi precoce. Prima si identifica, quindi per questo i pediatri, ma anche le stesse scuole, noi vi stiamo fornendo adesso degli strumenti di valutazione immediata, quantomeno per far sorgere il dubbio, no? E quindi prima c'è la diagnosi, prima si riesce a mettere a punto un percorso personalizzato. Vuol dire veramente cucire un vestito e riadattarlo man mano durante il percorso. In questo momento a Padova non c'è. È fatto di terapie, di farmaci? No, è fatto prima di tutto di terapie. Allora, prima di tutto è fatto di entrare a capire bene come è fatto questo ragazzino e contemporaneamente farsi carico anche della famiglia. Il parent training è tanto importante quanto noi non possiamo mai, cioè nella nostra associazione noi non scindiamo mai la persona che è affetta da autismo dalla sua famiglia, mai, perché i genitori per noi sono il motore primo del progetto di vita di quel ragazzo. Ci fa un esempio concreto, pratico, che cosa significa appunto accogliere la famiglia oltre... La prima cosa è che quando ti capita una cosa di questo tipo è come aver preso 2 cartoni sulla bocca dello stomaco senza saperlo, no? Quindi almeno vai da qualcuno, almeno suonano alla vostra associazione. A noi suonano circa 3 famiglie nuove a settimana e quindi vuol dire che ti arriva, io sono stato veramente, sono un imprenditore ma non sono mai stato così incapace di gestire. Non sono mai trovato così in difficoltà nella mia vita come i primi anni. Perché non trovava neanche risposte, mentre... Ma no, proprio, se uno dice... Nel caso dell'autismo c'è proprio una frammenta... Te le devi andare a cercare le cose, Ma questo no? perché? Perché comunque non viene considerata una sindrome, non viene considerato un problema, perché mi pare che i numeri di solito per le malattie rare dicono Ma dopo i 18 anni finiscono nelle malattie mentali questi ragazzi, ancora adesso. Che malattie mentali non si possono definire. Guariscono, cioè spariscono. Questo è il problema, no? Cioè, l'1% della popolazione mondiale, questo è un dato uniforme, è affetta, rientra nell'arco dello spettro autistico. Nella provincia di Padova ci sono 8.000 persone. Cioè, dato per dare un ordine di grandezza, in Italia ci sono 38.000 persone affette dalla sindrome di Down, 550.000 quelle che rientrano all'interno dello spettro autistico ed è una disabilità che provoca un'invalidità del 100%. Ma questa invalidità è data del 100% perché dalla sindrome a chi è affetto o anche dall'incapacità di chi gli sta intorno? Perché alla fine se io parlo cinese, sono l'unica al mondo a parlare cinese e sono in mezzo a degli italiani, se nessuno agli italiani spiega il cinese o nessuno spiega a me l'italiano, noi non ci capiremo mai. Allora, però questo non vuol dire che io non sappia parlare una lingua e dove sono sappiano parlare una lingua. Allora, è una combinazione delle due cose. Ci sono forme molto severe, quindi gravi, dove è veramente difficile, la vita è difficile per tutti, per chi ci viene in carico. C'è difficoltà anche di scrivere, di comunicare. Ma ci sono anche forme di autoviolenza, di autolesionismo, per cui sono situazioni, cioè la difficoltà vera sono i comportamenti inadeguati. E questo porta spesso le famiglie a rimanere chiuse in casa. Infatti uno dice: dove sono tutte queste persone? Non si vede, sono a casa. C'è una bellissima ricerca dove il 97% delle persone vivono in casa. Io devo dare spazio alla pubblicità, torniamo tra un paio di minuti e continuare a parlare di autismo, di quello che fa Vivi Autismo Onlus, perché
veramente siete un faro nella nebbia. Ci proviamo. Torniamo tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio con noi Franco Masenello, presidente di Viva Autismo Onlus. Stiamo parlando di dell'autismo, no? Una parola che tutti abbiamo sentito spesso, ma che pochi sanno il significato di questa sindrome. Una sindrome, lei ci stava spiegando, che crea parecchie problematiche. Vivi Autismo Onlus cerca di affrontare, al di là della ricerca sulle cause, che questo spetta ovviamente alla scienza, ma siete proprio un'associazione di genitori, fare squadra per affrontare nel miglior modo possibile le sindromi che coinvolgono i vostri figli e permettere ai vostri figli di avere una vita quantomeno autonoma, poi dipende dal livello di gravità della sindrome. Che cosa fate? Perché lei prima ci stava spiegando, insomma, che effettivamente c'è un problema di linguaggio che si manifesta però anche in problemi comportamentali diversi che possono portare, oltre all'isolamento, anche forme di autolesionismo, oltre anche a ripercussioni proprio sul sistema immunitario, quindi attenzione all'alimentazione, eccetera. Insomma, è un equilibrio molto, molto, molto fragile che voi tenete con il bilancino, voi genitori. Diciamo che, dicevo prima, noi ci facciamo carico della persona che ne è affetta e della famiglia. Nel senso che abbiamo bisogno che la coppia di genitori, spesso giovani, che arriva da noi, capisca innanzitutto che non è la fine del mondo, anche se all'inizio in parte lo è, no? E quindi abbiamo una zona, chiamiamola così, dell'associazione che chiamiamo Spazio Genitori, dove è uno spazio di ascolto, dove nessuno viene giudicato, semplicemente i genitori cerchiamo di guidare pian pianino i genitori a rendersi conto, a rendersi consapevoli che quel loro figlio ha anche una sindrome che si chiama autismo, laddove chiaramente c'è. E quindi cerchiamo di spiegare loro nel modo migliore possibile che è un impegno importante quello che li aspetta. Che dura tutta la vita. Che dura tutta la vita, ma non è una missione impossibile, ecco, no? E quindi noi li accompagniamo anche con dei genitori tutor che in qualche modo sono sempre disponibili per una telefonata, per un incontro, per una chiacchierata. Poi c'è appunto lo spazio genitori, dove pian pianino si arriva a far maturare questa consapevolezza. E la cosa più importante è che loro capiscano che nessuno meglio di loro può essere il motore del miglioramento del proprio figlio. Poi ci saranno i terapisti, i logopedisti, gli psicomotricisti, quelli che si occuperanno del comportamento, gli educatori, quelli della parte cognitiva, però loro non devono mai e poi mai delegare a queste persone il progetto di vita del loro figlio. Non possono delegare, però io magari mi metto nei panni dei giovani genitori di questi tempi, 2 stipendi sono quasi necessari laddove ci sono. Sono necessari sempre. Sì, certo, voglio dire, si riesce a, è anche un bel messaggio nel momento in cui ci si trova con questa difficoltà e si è necessariamente costretti a riorganizzare la propria vita, ma si riesce comunque a continuare a lavorare, perché poi un genitore, credo che per i propri figli sia disposto a fare qualsiasi cosa, però spesso deve fare delle scelte dolorose. Voi insegnate anche a dire ok, tutto cambierà, però si può fare, non è una missione impossibile, anche mantenendo i lavori, forse anche c'è un richiamo da parte della vostra associazione alla sensibilità della società che riconosca insomma, che questo è qualcosa che ha un'influenza nella vita e quindi sia più flessibile nell'andare incontro ai genitori anche di questi ragazzi, di questi bambini. La prima cosa è guidarli alla diagnosi. Perché? Perché la diagnosi, che spesso veramente tutti sperano fino all'ultimo che non sia autismo, no? Beh, certo. Poi quando si arriva alla consapevolezza della diagnosi, la diagnosi che viene vissuta male da tutti, io l'ho vissuta male, tutti la viviamo male, è però una forma di protezione sociale, perché dà diritto a tutta una serie di
supporti, per cui gli insegnanti di sostegno, le operatrici sociosanitarie a scuola, e quindi il ragazzo può cominciare a frequentare l'asilo, la scuola materna, poi la scuola primaria, le scuole medie e così via. Quindi la diagnosi serve a proteggere, noi la viviamo così. No? Una volta era un marchio, adesso invece è un lasciapassare. È un lasciapassare importante, perché altrimenti senza di questo non si ha diritto veramente a poco niente. E questo è il primo punto. E quando arriviamo a questo punto abbiamo genitori che possono cominciare intanto a fare quello che facevano prima, perché io dico sempre vuol dire che è il momento in cui capiscono che il loro figlio è il loro figlio che è anche autistico. Ma prima di tutto è un ragazzo, un bambino, che anche, quindi ha una caratteristica particolare, ma prima di tutto la cosa verso cui noi le guidiamo è che lo trattino esattamente come se hanno altri figli gli altri figli, senza nessuna concessione, senza nessun distinguo, e che mai e poi mai ritardino l'ingresso a scuola, mai e poi mai rinuncino a frequentare il loro mondo. La prima cosa è non dare normalità. Dare normalità, sì. E io ci tengo, perché spesso si tende a dire le persone cosiddette normali. No, la società distingue tra persone normotipo. Ma la diversità è la normalità. Cioè, forse quando impareremo questo piccolo dettaglio, che la diversità è la normalità, perché voglio dire, un bimbo può essere affetto da autismo, un bimbo può avere un altro tipo di patologia. Quanti di noi, cioè tutti noi abbiamo una disabilità di un certo tipo, una cronicità di un certo tipo, con cui, certo, più o meno invalidante, per cui la diversità, secondo me, dovrebbe passare il concetto che la normalità è la diversità. Questo a livello teorico, poi voglio dire, io dico sempre che fuori di casa nostra c'è Sparta, no? E quindi dobbiamo, però io non rinuncio mai ad avere una visione che se si scardina questa mentalità, forse tutte le diversità si possono vivere con più tranquillità, e già vivere le cose con più tranquillità vuol dire un approccio più lucido, una capacità di gestione anche più lucida, meno pesante e anche più... vede, noi abbiamo tante cose in Italia che ci contraddistinguono, abbiamo anche, posso dire, una vocazione e una tradizione umanistica di grandissimo respiro assieme alla Grecia, se vogliamo. Però poi noi facciamo i conti con i tagli dello Stato, con i bilanci, con la preparazione, con gli scioperi delle scuole, quindi con tutte cose che mettono, situazioni che mettono magari legittime anche, no, che mettono in difficoltà. La prima cosa, ripeto, per noi lavoriamo affinché la disabilità sia un valore e non sia un costo. Il CSMA, perché parliamo anche delle centro cose specializzato, che state creando, che cos'è? Allora, noi siamo nati nel 2008, siamo 6 papà, i fondatori, no? E diciamo che noi veniamo da un'altra associazione che è Autismo Padova, che è un'associazione molto importante a Padova, tra l'altro i 3 giorni, l'1, 2 e 3, che organizziamo in occasione appunto della giornata mondiale per la consapevolezza, li organizziamo assieme ad Autismo Padova, perché anche se abbiamo, come posso dire, se facciamo cose diverse, gli obiettivi, le persone a cui ci rivolgiamo sono le stesse. E noi avevamo bisogno di fare quello che mancava, e quello che mancava era un centro che prendesse in carico, si facesse carico del progetto di vita di una persona, e quindi il CSMA sta per Centro Specializzato Multisistemico Autismo. Per far questo vi state autofinanziando? È totalmente autofinanziato. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo vinto un bando intanto della Fondazione Cassa e Risparmio, ci siamo classificati primi o secondi lo scorso anno, e loro finanziano, diciamo, con 150.000 euro questo progetto, il resto ce lo mettiamo noi. Tra l'altro si possono fare, io ne approfitto, delle donazioni e anche devolvere il 5 per 1000 della propria denuncia dei redditi. Per le informazioni e anche gli elementi legati al numero di conto corrente a cui eventualmente fare un bonifico, e anche per verificare, perché insomma potete digitare www.viviautismo.org. Lì trovate tutte le informazioni anche sulla sindrome, su quello che fate, e anche insomma una voce a cui rivolgersi nel caso si ha la necessità, sia magari un dubbio, meglio trovare una voce amica. Anche per chi vuol fare volontariato. Anche chi vuol fare volontariato. Quindi al CSMA, quindi un centro. Ma è un centro, nascerà in via Perù, quindi non distante da qui,
a Camina, Padova, sì, lo diciamo. vicino a dove c'è quell'asilo a forma di Teletubbies, dove praticamente erano fatte delle diagnosi, delle prese in carico, dei progetti terapeutici verso le persone affette da autismo, e questa, diciamo, è la parte più importante. Lì verrà fatto anche il parent training, quindi ci faremo carico anche dei genitori, ma ecco, ci tengo molto, per noi è un centro aperto alla città, non l'abbiamo fatto per noi, crediamo che la disabilità, in questo caso l'autismo, sia un problema di tutti, non sia solo un problema di chi ce l'ha, comunque ha delle ripercussioni su tutta la società, no? Dalle scuole, agli asili, alle famiglie, alle parrocchie. Una volta che il bambino esce dalla scuola, esce dalle scuole superiori, va all'università, qual è la sua prospettiva di all'università qualità? Ci vanno veramente in pochi, Ecco, qual è la sua prospettiva di qualità di vita? Può avere una vita, chiamiamola così, normale, oppure è sempre una vita in qualche modo assistita? Allora, il CSMA nasce con uno scopo ben preciso: permettere di raggiungere la massima autonomia possibile. Questo è l'obiettivo principe. Questo vuol dire dare, diciamo, creare delle prospettive di vita dignitosa alla persona che ne è affetta e alla famiglia, perché la famiglia ha una vita decisamente obbligata. Questo bisogna essere onesti fino in fondo. Il CSMA, per capirci, durante il fine settimana diventa la casa del respiro, per cui le sale di terapia si trasformano in letti, stanze da letto, dove l'obiettivo è proprio quello di creare un weekend dove magari la famiglia possa accompagnare alla presa di pallavolo anche la figlia, che magari non li vede mai tutti e due assieme, no, i genitori, ma anche per la coppia, perché abbiamo un problema anche di, come posso dire, di respiro, no, nella coppia. L'altra cosa importante è insegnare ai genitori a separarsi da questi figli e i figli dai genitori. No, separarsi vuol dire quel distacco, chiamiamolo normale, no? O salutare, e poi durante questi weekend i ragazzi imparano più quelle che sono le piccole autonomie, quindi farsi il letto, preparare la tavola, cucinare, c'è una cucina dentro, ma la cucina è anche a disposizione delle mamme e dei genitori che vogliono venire a bersi un caffè in tranquillità, non è necessariamente, come posso dire, ecco, non è un triste luogo di cura, ecco, mi viene da dire così, no? Dove, ecco, anche qui noi non curiamo. È una palestra. No, una palestra. Diciamo, a me non piace pensare che noi lì si curi l'autismo, no? Ma secondo me come si va in palestra? Noi vogliamo curare, prima di tutto ci facciamo carico, ecco, ci prendiamo cura delle persone. Poi, prendendoci cura delle persone, che vuol dire magari migliorare il linguaggio, migliorare la capacità di socializzare, migliorare i loro comportamenti, i tempi di attesa, lo sguardo, allora sicuramente uno migliora anche, perché non è che una persona che è affetta dalla sindrome di Down si lavora perché sia meno Down. No, sì. Si lavora perché abbia una vita migliore, Esatto. Ecco, non è che noi vogliamo che uno sia meno autistico, perché cosa vuol dire? Noi si fa in modo invece che abbia delle capacità, delle possibilità per integrarsi meglio. Poi sappiamo questo, no? Che la vita fuori è severa anche con chi è un po' strambo, senza necessariamente avere una disabilità, no? E quindi sappiamo che queste persone hanno bisogno comunque di protezione. E dopo i 16 anni si apre invece, questa è la parte grave, perché fino ai 16 anni, fino all'obbligo scolastico, hanno una vita tutto sommato guidata, no? Dopo i 16 anni si apre un vuoto esperienziale che è drammatico. E come si colma? Io purtroppo ho solo un minuto, come si colma questo allora, vuoto? Il CSMA, noi abbiamo anche un'altra diciamo, onlus, in questo caso una fondazione che si chiama Diversity Life, che poi avrà il compito della gestione, perché come... Insomma, trovate anche un'occupazione, un modo No, per... no, noi abbiamo attività produttive, quindi attività dove l'auspicio è poter coinvolgere le aziende, ma attività produttive dove farli lavorare per il tempo che possono farlo, quindi non necessariamente, e poterli remunerare correttamente. Come diritto che sì, come giusto. Rimanendo, cioè, lavorando in mercato, quindi in condizioni di mercato. Questo è un po', pensiamo che il lavoro possa essere, no, per tutti, no? Vuol dire dare dignità uno strumento
uno strumento di dignità, certamente. Io purtroppo non ho più tempo a disposizione, vi ricordo l'1, 2 e 3 aprile, le 3 giornate della consapevolezza, il 2 aprile la giornata internazionale all'autismo. Io ringrazio Franco Masenello e Vivi Autismo Onlus, una porta sempre aperta per avere delle informazioni, per dare anche una mano e soprattutto anche per abbattere questo tabù della diversità che anche nel caso dell'autismo purtroppo, mi par di capire, è ancora molto forte. Questo è il nostro impegno quotidiano. Ringrazio Franco Masenello, Grazie subito dopo la pubblicità torniamo con altri ospiti ed altri argomenti. Grazie.